che come il Gambrinus e tanti caffè napoletani, all'epoca del caffè Chantat c'era un caffè che si chiamava caffè Calzona e Ugo Ricci, un autore di canzoni, di macchiette, scrisse una macchietta proprio che si intitolava Caffè Calzone, giocando con la parola del calzone, caffè calzone. Ve la faccio ascoltare, è una cosa divertente, aggiustate le parole. Vedere, questo era Nicola Maldacea quando cantava questa canzone, O caffè calzone. Il fatto di caffè presentemente non vedi meglio, lo caffè calzone. Questa è la mia modesta opinione, sempre secondo il mio modo di vedere. Certo ci passo le giornate intere, ci scrivo affari, combino appuntamenti, ripeto a tutti amici e conoscenti, rindo calzone all'altro, guarda a me. La vicina mia che mi vuol bene, lo dice sempre in conversazione. Quando lo vedo da fuori al calzone, parola mia, farei non so bene. A sera versi 9, 9 e mezza, sia solo sia la stessa piccioletta, scendo a mettere in carrozzella e puntualmente me ne vado là. Dice perché non cambi una sera, cambi a pascopo se non c'è ragione, tanto quando sono fatti in due calzoni, volevo scopo d'andarmelo a cambiare. Se la musica legga un giornale e forse sarò stato pure fortunato, ma io del calzone non mi sono mai ammosciato, che molto raramente la verità. Poi che servizio che c'è in quel locale e che bontà di consumazione, quando voi consumate il tuo calzone, credo almeno sentite consumare. Io qualche volta ci mangio addirittura, certo